anche tantissimi giovani, ma non tutti li conosciamo, ma abbiamo pensato allora di chiamarne qualcuno qua sul palco e si presentino. Allora io comincerei con l'ultimo arrivato nel gruppo del cambiamento al settore giovani, che è appunto Alice Piton. Prego, Alice. Sono Piton Alice, ho 21 anni, vengo da Lugugnana e studio Scienze Politiche all'Università di Trieste. Ho scelto di aderire al gruppo per il cambiamento perché è l'unico gruppo a Portogruaro che dà voce e opportunità ai giovani per affrontare con serietà le problematiche del nostro paese. E ringrazio Piero per avermi offerto questa possibilità. Mi auguro che un domani saremo noi un punto di riferimento per tutta la cittadinanza e spero che il nostro cammino porti ad una crescita in vista delle future elezioni. Alice è l'ultima che è entrata nel gruppo del cambiamento, ma prendiamo anche il riferimento del gruppo del cambiamento settore giovani, che è Silvia Toffoli. Buongiorno a tutti, scusate se leggo, ma di mestiere non faccio il politico, ma l'ingegnere. E come tale sono abituata a essere concreta e concisa. Per questo, per sfruttare al meglio il tempo a mia disposizione, ho fatto questo piccolo promemoria. Sono Toffoli Silvia, ho 31 anni e sono di Portogruaro. Ho deciso di aderire al gruppo del cambiamento innanzitutto perché Piero Lambuschi me ne ha dato l'opportunità ed in questo lo ringrazio. E poi perché penso che noi giovani abbiamo il diritto e il dovere di fare qualcosa per la nostra città. La settimana scorsa mi è capitato di leggere i risultati di un sondaggio svolto tra giovani su varie tematiche, tra cui la politica. È emerso che solo un giovane su 10 ha interesse verso di essa. Questo risultato è preoccupante, ma a mio avviso la giustificazione data lo è ancora di più. Non c'è interesse verso la politica perché c'è l'idea diffusa che la situazione non cambi, chiunque governi, ed il futuro sarà sempre più nero. Certo, la situazione per noi giovani non è tra le più rosee, e soprattutto per noi donne. In un periodo come questo di crisi economica ne abbiamo fatto maggiormente le spese, per i molti preconcetti che ancora ci sono purtroppo oggi nei nostri confronti. Mi auguro nel mio piccolo di poter contribuire a far crescere questo gruppo, e quindi il PDL a Portogruaro, perché penso che le persone e le idee facciano la differenza. La politica ha bisogno di giovani, e i giovani hanno bisogno della politica, per poter costruire al meglio il loro futuro.